Buona giornata, ben trovati, in questo caso buon venerdì 8 marzo, festa della donna, quindi un saluto a tutte le sportive, a tutte le donne che amano lo sport, naturalmente sono molte. venetoglobe.com, il nostro appuntamento dedicato al mondo sport, e poi canale 95 ogni sera in diretta con voi alle 19:45 circa, vi dicevo, per quanto riguarda il nostro spazio su Caffè TV 24, canale 95 per Veneto e Friuli Venezia Giulia. Pensiamo oggi in apertura allo sport, al femminile. Allora, dicevamo, a Treviso proprio questa mattina incontro con alcune donne dello sport. La Gazzetta dello Sport, oggi si affida al messaggio di 8 grandi atlete, 8 grandi campionesse, a cominciare da Federica Pellegrini, da Sofia Goggia, da Elisa Di Francisca, da Bebe Vio che vedete, da Arianna Fontana, Letizia Paternoster, Alessia Trost e Miriam Silla, la pantera trevigiana per quanto riguarda il volley. Dalle donne dello sport ad un uomo di sport che ieri è tornato in piscina dopo essere stato ferito in un agguato notturno con un colpo di pistola che purtroppo gli ha fatto perdere l'uso delle gambe. Non ha perduto però, ed è questo molto molto bello, la forza di volontà e la voglia di tornare ad essere normale, ad essere ugualmente protagonista. Bravo a Manuel Bortuzzo che vedete che ha iniziato la sua riabilitazione. Si pensa già al mondiale di motociclismo, domenica si corre in Qatar, si corre il Gran Premio omonimo, prima gara del mondiale. Valentino Rossi, deciso a ben figurare, andrà all'attacco di Re Marquez e si brinderà con il Prosecco. Nella Europa League invece, per quanto concerne il calcio, vince il Napoli contro il Salisburgo, vince nettamente per 3-0, pareggia invece l'Inter, ma è un buon pareggio raccolto a Francoforte per 0-0. Andiamo alla Serie A dove si torna in campo oggi con Juventus Udinese. Una Juve che poi dovrà giocare in Champions allo Stadium contro l'Atletico di Madrid. Alla Roma invece cambio di allenatore, esonerato Di Francesco al suo posto, il ritorno da traghettatore perché ha accettato questa figura di traghettatore fino a fine stagione, poi si vedrà se ci sarà il rinnovo o meno, ed è Claudio Ranieri che vedete qui sorridente, fresco licenziato dal Fulham. Comunque ritorna alla Roma dove aveva lasciato, sfiorando anche il successo nello scudetto, proprio con una triade che va a riconfermarsi, quella con Totti, De Rossi e appunto Ranieri. Andiamo in Serie B perché si ricomincerà proprio con Verona in trasferta a Perugia questa sera, mentre Cittadella Pescara, Spezia Padova saranno le gare delle trevigiane nel weekend. Lunedì poi 11 marzo il Venezia in campo contro il Palermo con Cosmi in panchina, farà la sua prima uscita Cosmi che ha preso il posto di Walter Zenga. In Serie C adesso spicca il derby tra Pordenone e Triestina che si giocherà alle 20:30 al Nereo Rocco di Trieste. San Benedettese Vicenza, Virtus Verona contro Feralpi Salò sono le partite delle altre due trevigiane, o meglio delle due venete. Pordenone al comando con 54 punti, Triestina 47, quindi vedete come riveste importanza la gara. Andiamo in Serie D dove ci si ferma per il torneo che porta a Viareggio le migliori produzioni, diciamo così, italiane ed estere. Si ritorna in campo il prossimo 17 marzo e intanto il Montebelluna di Checco Feltrin pensa di ritornare in queste ore sul mercato. Tra l'altro l'unico mercato aperto è quello degli svincolati, visti i numerosi infortuni subiti in questi ultimi periodi, soprattutto nel reparto difensivo. In eccellenza invece tutto normale, siamo nel girone B e allora ci sono anche degli anticipi. Sabato, domani, in questo girone si anticipano Vittorio Veneto Treviso, con un Treviso che adesso potrebbe essere diviso in due parti perché non si accetta da parte di Totera, il presidente dell'attuale Treviso, non si accetta quello che ha programmato il sindaco Conte, quindi staremo a vedere. L'altro anticipo è Union QDP
Lia Piave. Squalificato tra l'altro Mauro Tossani, che vediamo nelle nostre immagini, tecnico del Lia Piave, squalificato fino all'11 marzo per quanto riguarda appunto la gara di domenica scorsa, quando è stato allontanato dal campo. Le altre gare: Mestre e Nervesa, Istrana San Giorgio Sedico, Eclisse Careni Tombolo, le nostre telecamere saranno al D'Agostin di Pieve, Giorgione Real Martellago, Liventina Porto Mansuè, Union Pro Luparense. Intanto è ufficiale che, tra l'altro, sempre per quanto riguarda questo campionato, che non si giocherà l'infrasettimanale del 13 marzo, ma le gare della 17ª giornata si giocheranno quindi domenica 17, quindi anche il match clou del girone, ovvero la sfida tra Lia Piave e Luparense. In promozione siamo alla 6ª giornata del campionato di ritorno, del girone di ritorno. Cornuda Crocetta Caorle, Opitergina Conegliano, Favaro Fontanelle, Portogruaro Fossalta, Lovis Spresiano Giulia Sagittaria, Villorba Noventa, poi ZTLL Sinistra Piave Vazzola e Prodeco Montello Vedelago. Passiamo e cambiamo sport, lasciamo il calcio, passiamo al basket. Il TVB sta festeggiando ancora, lo farà domani con all'interno del Palaverde la possibilità di stringersi intorno alla squadra che ha vinto la Coppa Italia di Serie A2, si giocherà a mezzogiorno con Montegranaro, ma ci sarà la possibilità anche di acquistare delle magliette storiche per la prima Coppa, che è già una Coppa storica per quanto riguarda la società del presidente Vazzoler. Le altre discipline sportive, o meglio le altre categorie sempre del basket: Ponzano, che vedete, Ponzano femminile in A2 torna in casa al Palacicogna per affrontare Bolzano, mentre in Serie B maschile la Rucker Sanve giocherà in casa al Palasystem di Saccon di San Vendemiano contro la Juvi Cremona. Lasciamo il basket e passiamo al volley. Limoco, bene, per Limoco Volley Conegliano domani nuovamente al Palaverde alle ore 20:30 contro il Bisonte Firenze. In casa Imoco la fa da padrona il volley mercato, perché queste sono le voci, e ancora una volta la questione Egonu. Si dice pronto un contratto per accasare la forte giocatrice italiana. Conegliano, tra l'altro, si è già accaparrata la cugina della Egonu, la Enveonju, che abbiamo visto giocare con Club Italia. Anche Fabris ha una offerta, l'hanno definita indecente, che proviene dal Kazan in Russia. Altra offerta indecente potrebbe essere fatta a Danesi, un'offerta del Monza, e quindi staremo a vedere. Lasciamo il mercato nel frattempo e sentiamo Miriam Silla in conferenza stampa dopo la gara vittoriosa contro Scandicci per 3-0. Miriam Silla. Miriam, allora, grande vittoria, grande prestazione, loro forse un po' sottotono, ma voi praticamente... No, noi abbiamo giocato veramente bene, noi abbiamo dato la possibilità di esprimere il loro gioco. Loro ovviamente ci hanno provato, in alcuni frangenti hanno fatto il loro, però devo dire la verità che noi avevamo l'obiettivo di portarci a casa 3 punti, e quello è stato, insomma. Sì, no, scherzi a parte, le conosciamo molto bene, abbiamo fatto una partita a Firenze difficile, dove certe cose erano fatte bene, ma mancava forse un po' di... non so come dire, continuità in più in determinate fondamentali, dove abbiamo fatto troppi errori, quindi ci siamo soltanto riproposte di rifare, tra virgolette, la partita di Firenze per quanto riguarda il muro e la difesa, e poi metterci qualcosa di più in attacco e concretizzare di più i punti, e anche in battuta spingere un po' di più. Gli errori ci sono stati, ma comunque sono stati costruttivi, secondo me. C'è una sfida in atto. C'è una sfida in atto, la sfida era iniziata per chi arrivava a saltare per primo metro. Adesso da 1 metro siamo arrivati a 1,7 m e la prossima è 1,10 m. Quindi, oltre al fatto di dover vincere e mettere giù palloni, Chi hai incontrato adesso? Io. E quindi adesso bisogna infierire quando è possibile, si sfrutta tutto. Ciao coach!
Venerdì quando hai visto il sorteggio hai pensato che bella partita o che sfiga? No, assolutamente no, sinceramente ero proprio tranquilla, devo dire la verità. Non lo dico perché voglio fare non ho mai giocato la Champions, però sono dell'idea che se vuoi vincere, se vuoi vincere, portare a casa tutto, devi vincere contro tutti, non puoi stare lì a sperare, perché sperando non ottieni niente. Decisa Miriam Silla, quindi avete visto, e tra l'altro molto simpatica. Domani sera intanto al Palaverde la bontà scende in campo con Cuore d'Arena e questa iniziativa supportata tra l'altro dalle ragazze dell'Imoco e tra l'altro dalla stessa Silla. Vediamo. E allora la bontà scende in campo ancora con Cuore d'Arena, siamo nella pre-partita e anticipiamo un altro pre-partita contro il Bisonte Firenze il 9 marzo. Cerò, ce lo spieghi, la bontà scende in campo, che vuol dire? Oggi abbiamo con noi i ragazzi dell'Associazione Persone Down di Marino di Piave, abbiamo qui Matteo e Michele. La bontà scende in campo, nasce 9 anni fa con i biscotti golosi, da qua si capisce perché la bontà scende in campo. E siamo felici di averli con noi perché da molto tempo abbiamo questa collaborazione e vengono a sostenere le Pantere. 9 anni sono importanti, pensa a 9 anni di biscotti, Emma. Forse anche qualche anno in più perché l'associazione compie 15 anni quest'anno, quindi i biscotti sono nati poco dopo. Dicono che l'intervista dovevo farla a lui perché è lui il campione, dicono, è vero? Sono i campioni, veramente, e le campionesse le abbiamo in campo, ovviamente. Testimonial? Testimonial le vado un attimo a leggere perché ce ne sono veramente tante. C'è Marta Becchis, Raffaella Folì, Miriam Silla, Gaia Moretto e Castalov, l'ultima arrivata, l'americana. Ma i biscotti li mangiate? Beh, dopo sì. Dopo sì, mi piace questa. Allora, invitiamo tutti, 9 marzo, 20:30, Volley Conegliano Bisonte, ma soprattutto la bontà scende in campo. Sempre, forza Pantere. La bontà scende in campo, non mancate quindi di essere al Palaverde domani sera perché c'è anche questa bellissima iniziativa di Cuore d'Arena. Benetton Rugby più che mai soddisfatta per continuare a dare tantissimi giocatori alla nazionale italiana che in Inghilterra e poi a Roma il 16 sarà impegnata nel 6 Nazioni contro l'Inghilterra appunto prima e poi la Francia. Saranno 11, pensate, i leoni che andranno in campo dal primo minuto. In panca ci sono altri 3 pronti ad entrare se servirà. Blocco trevigiano anche nell'Ital Rugby in rosa che domani a Exeter affronterà l'Inghilterra. Nella linea dei 3/4 ci sono infatti 4 ragazze su 7 delle iniziative Villorba Rugby e sono la Furlan, la Muzzo, la Busato e la Baratin. Eccola lì. La Migros Asiago adesso per l'hockey su ghiaccio all'Odegar l'altra sera purtroppo ha perduto ai calci di rigore, lo abbiamo testimoniato con l'intervista a Michele Marchetti contro l'Olimpia Lubiana per 5-4. Domani sabato di nuovo in campo contro Kitzbühel si gioca in trasferta in Austria. Ed infine per il terzo anno l'Atletica Silca Conegliano ha portato studenti a fare atletica nel cuore buono della città con la terza edizione della 21 del CIMA, School Edition, la staffetta scolastica dedicata agli alunni delle scuole elementari, medie e superiori di Conegliano. Vediamo e sentiamo il nostro servizio. Sì, una giornata stupenda perché il tempo non ci doveva aiutare, invece ci ha aiutato moltissimo, è stata una bellissima giornata. Un grande grazie alle scuole che hanno aderito a questa iniziativa perché in queste 3 giornate dello sport bisognava che anche un'atletica Silca Conegliano che da 40 anni fa sport desse il suo segnale e siamo riusciti a darlo per il terzo anno consecutivo, creando questa 21 del CIMA come un momento ludico e anche un po' agonistico perché abbiamo potuto premiare delle classi dalla terza elementare alla seconda superiore e tutti quanti adesso rientrano contenti di aver fatto veramente un po' di sport. Beh, una giornata incredibile per Conegliano, più di 1500 ragazzi per un appuntamento che ormai è diventato un appuntamento fisso. Per questo dobbiamo ringraziare l'Atletica Silca che si adopera perché possa esistere questa giornata in via 20 settembre, una giornata amata non solo da tutta Conegliano ma in particolar modo da chi abita in via 20 settembre e vede i ragazzi riappropriarsi della propria città. Ci vorrebbero più giornate come questa perché Conegliano ha bisogno dei nostri ragazzi e vederli correre in centro è una cosa meravigliosa.
Bravo sindaco, il sindaco di Conegliano Fabio Chies, che saluta quindi i 40 anni dell'Atletica Silca Conegliano. Abbiamo concluso, ci fermiamo qui, ci rivediamo, ci risentiamo lunedì prossimo per raccontarvi il weekend sportivo che trascorreremo per voi sui campi da gioco. A tutti voi buona giornata.